Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando l'ultima fase della letteratura greca arcaica, quando ormai il mondo arcaico vive il suo crepuscolo. Siamo nel VI secolo, siamo in un secolo di grandi cambiamenti, siamo in un secolo in cui ci saranno delle questioni importanti dal punto di vista internazionale per il mondo greco. I greci saranno sfidati dai persiani che entreranno in guerra contro di loro, cambiano tantissime delle strutture sociali, si vanno via via sostituendo le grandi aristocrazie a forme di governo nuove ed innovative, tiranniche per certi aspetti, ma sicuramente innovative. C'è tutta una letteratura, un fermento che si muove attorno al santuario di Delfi che fa sì che in quest'epoca si creino dei personaggi, vengano alla ribalta dei personaggi che altrimenti non avremmo mai conosciuto. Così l'ultimo grande autore della letteratura, della poesia arcaica del mondo greco si chiama Bacchilide. Bacchilide nasce intorno al 518 a.C. e trascorre la sua vita sostanzialmente nella prima metà del V secolo. Siamo in un momento importante per la storia e per la vicenda della Grecia, in quanto Bacchilide rappresenta l'eroe che cerca di cantare le vittorie, cerca di cantare i punti di vanto, i punti di cultura di tutta un'intera società, di un'intera classe sociale. Bacchilide è un poeta a servizio di un'ideologia, a servizio di una classe sociale, a servizio di una serie di persone che vogliono far pubblicità al fatto che hanno vinto una gara sportiva, al fatto che hanno vinto un duello, al fatto che sono arrivati primi in una certa determinata disciplina. Bacchilide quindi diventa una specie di poeta à la carte, che in qualche modo produce epinici. Gli epinici erano questi inni che venivano fatti proprio per le vittorie, a seconda di quella che è la vittoria che gli viene sottoposta. Si contatta Bacchilide, dopo una vittoria si dice: per favore, tu che canti così bene, fammi una poesia da recitare in pubblico che celebri la mia vittoria. Bacchilide quindi è un produttore di epinici, quasi ha una mentalità quasi industriale nel suo modo di fare le cose, è un uomo molto particolare proprio perché non conosce un criterio etico per cui ci sono vittorie migliori di altre, ci sono personaggi da promuovere a scapito di altri, ma è semplicemente un buon dispensatore di versi. E forse è per questo che rispetto a Pindaro, rispetto ad altri autori coevi che sono vissuti nella sua stessa epoca, Bacchilide ha avuto meno fortuna, perché già gli antichi diffidavano di un uomo che aveva capito che il tempo era cambiato e che quindi quello che lui faceva non era più poesia, ma era l'esercizio di una professione. E questo esercizio di una professione oggi sarebbe colui che crea contenuti digitali. Ecco, l'esercizio di questa professione andava a ruba. Però Bacchilide non è soltanto questo, perché dentro questo esercizio di professione lui proverà a dire qualcosa di significativo, quasi un canto del cigno dell'epoca arcaica. Lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a Storie, sempre domani.